Buonasera a tutti ragazzi, avevo promesso che avrei fatto dal satellite la previsione per domani. Di prima mattina ragazzi, questa è per le 10, quindi come potete vedere ragazzi non ci sarà, diciamo, a prima mattina sulla Sicilia sarà tranquillo, quindi ci sarà sul, diciamo, sulla Toscana, sull'Emilia e sul Veneto, come potete vedere questa perturbazione sopra, mentre ancora sulla Sicilia, ragazzi, adesso abbasso un attimo il cellulare, non ci sarà ancora nulla di eccezionale, quindi vedete è ancora calma piatta, però aspettiamo a cantare vittoria perché sono appena le 10 di mattina, quindi fra un po' peggiorerà la situazione. Quindi andiamo avanti con l'immagine e andiamo direttamente alle ore 13. Come potete vedere, ragazzi, già l'occhio rosso sta salendo e sta arrivando, diciamo, il maltempo che deve arrivare. Quindi sono appena le 13. Ancora sul Friuli, diciamo, il lato del Friuli Venezia Giulia ci sarà freddo, un po' sotto Torino, Milano, diciamo, la Liguria, ciao Avvocatella, ci sarà ancora questo, come ho detto io, potrà fare nevicate anche a basse quote, quindi a nord, sulle Alpi, Prealpi, e quindi come potete già vicino a Palermo si sta avvicinando questa perturbazione molto forte, quindi pure sulla Liguria, ragazzi, a Genova potete vedere quella macchia, un po' su Firenze, lì, diciamo, Emilia e Romagna è passato un pochino, ma andiamo ancora avanti e passiamo alle ore 16. Ragazzi, come potete vedere, già sulla Sicilia ci sta arrivando, come dico io, questa cosa gigantesca di maltempo. Eccolo qua. Già tutta la Sicilia, ragazzi, già è tutta ricoperta da questa ondata di questo ciclone, come l'hanno chiamato, ciclone mediterraneo. Quindi, come potete vedere, anche però sulla Liguria, ragazzi, guardate come è molto nero e verde. Ciao, Orto Fantastico, buonasera. Quindi già sulla Sicilia, ragazzi, massima allerta sono le 16, ragazzi, quindi già domani pomeriggio in Sicilia, ragazzi, mi raccomando, evitate le coste, evitate se potete di uscire perché domani sarà davvero una brutta giornata. Passiamo ancora avanti, ragazzi, sole 19 il ciclone ha coperto tutta la Sicilia e anche quasi la Calabria con un po' di Puglia. Quindi, come potete vedere, questa alle 19 di domani sera. Quindi il ciclone sta arrivando, ragazzi. Come potete vedere è rosso, quindi significa molto forte. Mentre quello là blu sono correnti d'aria fredda che può fare la neve, dove sta il viola, come sta sopra, diciamo dove sta Vocatella, come dico io. Il viola significa neve, in effetti, quindi lì come ho detto, ci saranno forti nevicate, ma non pioverà, quindi il maltempo sarà perlomeno in questi giorni al sud Italia proprio. Poi ho fatto un'altra previsione alle 22, ragazzi, eccola qui. Come potete vedere, ha preso Napoli e Salerno pure. Quindi, come potete vedere, ragazzi, è davvero un mostro, diciamo, di maltempo. Quindi credo che, come potete vedere, ha preso tutta la Sicilia, compresa la Campania, e diciamo si salva un po' per Roma, ragazzi. Poi si è presa proprio tutto, ragazzi. Quindi questo qua, ragazzi, è proprio. Sì, sì, l'ho visto, Orto, dopo lo devo cambiare, l'ho visto, sì, sì. Ho sbagliato a scrivere all'inizio, quindi quando è partita poi la diretta non ho potuto fermarmi. Quindi ragazzi, questo è per domani. Quindi è per domani 11 novembre, no 11 dicembre, quindi dopo lo correggo. Quindi ragazzi, come potete vedere, no, no, l'avevo visto Orto, solo che non posso adesso metterlo, diciamo, a posto adesso, devo aspettare che termina la diretta. Ragazzi, allora questa qui è 22, ore 22 questa qui. Quindi questa qui è l'ultima che ho fatto e sono le ore 22. Quindi come vedete ragazzi, questa è delle 22, poi questa qui è quella delle 19, vedete sta salendo mano a mano. Poi questa qui è delle ore 16, il maltempo sta arrivando.
Poi ci sta questa delle 13 dove sinceramente guardate non si vede nulla. Poi ci sta questa qui di prima mattina che colpisce solamente diciamo un po' di Liguria, Emilia Romagna e Veneto. Però quella lì principale che interessa poi a noi in effetti ragazzi è questo mostro qua. Questa qua che prenderà, aspettate, 19 e questa qui, eccola qui. Quindi domani sera alle 10 sarà così, ragazzi. Quindi sarà proprio un mostro di maltempo dalla Sicilia. Voglio abbassare un po', eccolo qui, guardate. Se vedete bene, proprio prende tutta, diciamo, Palermo, ma tutta la Sicilia è piena, quindi non sfuggerà nulla sicuramente. Vedete? Sì, domani da Napoli in giù, secondo me Puglia compresa, si salva Taranto e Lecce per il momento. Poi tutto si vede, ragazzi, rosso proprio. Sì, sì, fino a Bari si salva un po' giusto la punta a punta dello stivale, il tacco, diciamo, dello stivale, cioè Taranto e Lecce. Però non è detto, può cambiare pure che arrivi là comunque, perché vedi la perturbazione com'è. Quindi diciamo questa è l'ultima proiezione, poi può darsi che prende pure Taranto e Lecce dopo, quindi dopo di questo non sono potuto andare più oltre, quindi diciamo, mi sono dovuto fermare qua perché la previsione non andava oltre, se no avrei continuato, quindi poi domani farò quella per dopodomani. Quindi questa qua è attendibile al 100% anche perché ci mancano poche ore, quindi nemmeno 20, diciamo a quest'ora qui saranno 24 ore, quindi è attendibilissima ragazzi, non dico al 100% ma al 90%, quindi perché la distanza oraria è proprio bassa, non è che sto facendo una previsione di una settimana prima, quindi è attendibilissima, quindi il meteo, diciamo il satellite ha registrato questo movimento, diciamo così, quindi è più che reale, quindi vabbè che questo satellite che questo meteo che ho comprato io non ha mai sbagliato in mai, ha sempre, come dico io in napoletano, ingarrato la previsione, quindi anche ma figurati, lo faccio pure per me al finale, quindi domani mi sa ragazzi che non posso scendere proprio. Domani andrò a comprare. Sì, sì, guarda, in Sicilia, guarda, nevica come. Ciao Rosanna, sì, certo, l'Etna è sempre pieno di neve. In effetti la Sicilia è la parte più strana, non la parte più strana, è la regione più strana dove puoi trovare il mare, la neve. È strano, ma è vero, ragazzi. Cioè ci sta il mare e poi ci sta la neve, cosa che è difficile a Salerno. Invece in Sicilia c'è la neve, quindi è strano, quindi ci sta mare, montagne e neve. È strano, ma è così. È l'unica regione dove capita. Ma è così, ragazzi. Certe volte io vedo quei comici, diciamo, di Cabaret Sicilia, se li vedete su YouTube, che fanno Matranga e Minafò, che quello dicono questo è l'unico, loro sono siciliani, quindi dicono, no, questa è l'unica Sicilia, no, avvocato, non so, io cado. Io della neve ho proprio paura. Una sola volta ha fatto la neve qua, ho fatto una scivolata, avvocato, che secondo me è rimasta nella storia. Se non sono morto allora non morirò più. Sai la caduta di Fantozzi? Non so se hai mai visto la Fantozzi più o meno. Quando scivola e rimane sospeso in aria con i piedi e poi sbatte a terra con la schiena, uguale. Ho fatto una botta esagerata proprio. Proprio con la testa sono andato a terra. E ho preso proprio una lastra di ghiaccio con lo scarpone, proprio una cosa pazzesca. Mamma, me la ricordo ancora quella botta. Ho detto, guarda, se non sono morto allora, se sono invincibile, ho detto. Pensa che le persone mi guardavano, ho detto, ma sei vivo? Ho detto, addirittura. Ha detto giovanotto, un altro al vostro posto era morto proprio, ha detto. No, ma ho fatto proprio una cosa spaventosa, avvocato, è proprio pazzesca. Proprio secondo me ho fatto tipo la lievitazione, mi sono alzato da terra di 2-3 metri e poi sono sbattuto direttamente con spalle, testa. Pensa che il sedere mi ha fatto male per 3 giorni. Ah, la testa invece no. Sai come mi sono sentito? Tipo rimbombare.
No, no, proprio la neve, c'ho proprio paura, c'ho il terrore. In effetti quando partivo per le regioni, queste qua con la neve, mi sono comprato proprio appositamente quelle... sì, sì, mi sono comprato le scarpe, sai, quelle con le punte da ghiaccio, proprio perché avevo il terrore proprio del ghiaccio io. Mi sono comprato proprio, ce l'ho ancora, le ho conservate, perché quando capita il ghiaccio, sai, quelle punte vanno a finire nel ghiaccio e non scivoli, perché davvero quando diciamo fa la neve, poi finisce, sì, sì, quelle chiodate, finisce, ragazzi, non si può camminare con le scarpe normali, quindi pure avevo quelle là alte invernali, sa, da lavoro, quelle là che se ti cade qualche cosa sopra non ti fai male. Ragazzi, sono scivolato lo stesso. Quindi quelle là neanche non vanno bene, ci vanno quelle là chiodate che mettono, sa, la presa sul ghiaccio e non scivoli. Sì, sì, ma pure oggi verso le 2 qua ho fatto una scaricata d'acqua esagerata. Sì, sì, avvocate, quelle con la punta rimborsata, però queste qua hanno pure i chiodi sotto, quindi si conficcano nel ghiaccio e non fanno scivolare la persona. Invece con quell'altra là erano solo rimborsate davanti e nulla, erano lisce sotto, quindi ho fatto una botta esagerata proprio. Altro che fantozzi. Sì, sì, gliel'ho detto pure a Avvocatella, in effetti, che arriverà pure da lei questo maltempo, in effetti, però capiterà, mi pare, giorno il 13 e il 14, quindi a Sanremo, Avvocatè, San Romolo deve essere Sanremo, o no? Mi correggo se sbaglio, non lo so, penso, fai vedere se non riesco a leggere. Comunque sì, sì, San Romolo è lì, sì, sì, è Sanremo, è Sanremo. Liguria comunque. Sì, dove si trova San Romolo? Sì, in Liguria. Voglio andare a vedere per sfizio, allora. Tanto c'ho il San Romolo, non voglio sbagliare. Sì, sì, Genova, Liguria, Sanremo. Sì, sì, confermo. Sono andato subito sul cellulare. Sì, avevo detto bene, mi ricordavo che era di quelle parti, oramai a furia di girare l'Italia me la so quasi imparata a memoria, quindi più o meno mi ricordo ancora. Vabbè ragazzi, comunque mi raccomando a sud domani, avete visto, io avevo, come avevo promesso, vi ho fatto, diciamo, grazie Orto Fantastico, vi ho fatto questo, sì sì, mi ricordavo che era da quelle parti, però ho detto fammi andare a controllare, non voglio fare la figura, sa, era esatto comunque. Massima attenzione ragazzi domani perché domani la vedo proprio scura scura. Io domani mattina vado a comprare, tipo come ha detto Avvocatella, faccio la spesa e subito torno a casa perché qua la vedo proprio brutta domani, anche perché inizierà nel pomeriggio, quindi nella mattinata qui saremo ancora tranquilli, ma da domani verso le 4 e mezza, 5, allora ci dovremo incominciare a preoccupare. Poi domani sera alle ore 22, se il cielo sta così, faccio la diretta proprio da casa, quindi fulmine, saette e tornado. Secondo me domani succederà di tutto. Domani devo vedere come non bagnarmi qua, perché ogni volta che faccio la diretta mi faccio un bagno. Devo andare dall'altra parte della casa, dove sta la cucina, perché da qua ogni volta mi faccio un bagno d'acqua. Forse da lì sta la veranda e mi salvo un po'. Vabbè ragazzi, comunque massima attenzione. Ciao Alessandro, perché domani il maltempo sarà davvero forte, come potete vedere Sicilia e tutto il sud. Domani prenderemo la barca a rema. Domani prenderemo il canotto, lo yacht qui a Salerno in Campania, quindi francese ci sei, incominci a gonfiare il canotto perché domani ci servirà, specialmente a Napoli, Salerno, Caserta e Avellino, quindi scendi prima Francesco, poi arriva Grazia, poi arriva Elena e poi scendo pure io. E ce ne andiamo a Salerno. No, Titanic porti sfortuna, Alessandro. Ciao Davide, fai attenzione domani, sta accorto, come dice il napoletano,
perché vedi come sta la situazione domani, Davide. Stai proprio, diciamo, hai preparato il canotto, bravo, hai fatto bene. Mo mi sa che lo incomincio con via pure io. Dopo devo chiamare Francesco di Francesco a preparare. Quindi diciamo che domani proprio il sud, ragazzi, sarà proprio tempestato, come si vede, proprio, ci sta proprio una macchia sopra. A poco te ci sta Alessandro, saluta. È brutta educazione. Avvocate, che dolce hai mangiato oggi, dai? Spara. Ma per niente dici 1000 foglie, 40.000 foglie, 80.000 foglie. Quante foglie hai fatto oggi? 80.000? 1000 foglie è poco. Ananas e cocca. Stai a dieta, stai. Ti mi sa a dieta. Sembra, yeah. Alessà si è mantenuto oggi ananas e cocca, quindi frutta. Tu di che parte sei, Alessà? Come qui domani piove? Se sei del sud, Alessà, di Napoli, da queste parti qui sicuramente sì. Non mi ricordo di dove eri, Alessà tu. Ti pare che eri di Napoli, no? Ciao Lupus, vedi qua che bel tempo ci sta, guarda. Domani Sud e Sicilia proprio, stasera pizza. Ti mantieni, Alessà pure tu. Domani sera sarà tutto così, ragazzi. Quindi alle 10 domani sera tutti quanti con i cellulari in aria a riprendere Emilia Romagna. E la Romagna. E la Romagna. Sì, sì. In effetti l'Emilia Romagna domani mattina un po' sarà maltempo, poi passerà comunque, quindi sarà di prima mattina che l'Emilia Romagna sarà colpita da diciamo un po' di maltempo, poi passa, vedi, in effetti è solo inizialmente. Sì, sì, però domani mattina presto, poi passa, Lupus. È una cosa passeggera, di prima te la faccio vedere, aspetta un attimo, fammi vedere dove sta. Allora, 22, devo andare indietro. Eccola qua, eccola qui, tieni. Vedi, un po' sopra, diciamo, Firenze centro, quindi non so tu che parte, diciamo, abiti della Toscana, però se abiti sopra, sì. Però vedi, ci stanno anche le nuvole e un po' di maltempo, quello lì nero, viola, rosso. L'Emilia Romagna sì, Genova sì, il Veneto sì, un po' di, diciamo, un po' di Toscana e quello è. Vicino a Firenze, allora può darsi pure che sì, sì, Lupus, io la chiamo Lupus, ma è una ragazza al finale, non è una donna. Io la chiamo Lupus per correzione sempre, però non è come pensiamo uomo. Ma forse no, eh. Allora, provincia di Biella. Ma voglio guardare proprio preciso, però non credo. Allora, lunedì. Le precipitazioni, guarda, sono pochissime in effetti. C'è solo il 15% di probabilità di, diciamo, di pioggia, quindi... E non lo so, io dico ragazza, donna, che ne so, ma non so come devo dire. Avvocatella si pensava che era un uomo anziano, ma addirittura avvocatella. Lo sappiamo che Lupus era io, capite? Lupus ha detto che eri un signore anziano. No, guarda, allora, io mo ho aperto proprio per Biella, le precipitazioni sono pochissime in effetti, però aspetta un attimo, sì, sì, aspetta un attimo, ecco qua, meglio essere più preciso. La mattinata leggera pioggia, quindi
Subito esagerato tu, 100 anni tenevo. La mattinata sarà più o meno poco, però nel pomeriggio precipitazioni 78%, quindi pioverà sicuramente, perché poi 82%, quindi sta aumentando. Sono 9,40, ma faccio ancora la mia figura. Vabbè, capisci, Alessà? La mattinata, se devi andare a fare questo servizio di mattinata, va bene, le probabilità di pioggia sono pochissime, mentre nel pomeriggio pioverà di sicuro, quindi fai attenzione, ma non so tu quando vai, perché più io vado avanti e più peggiora. Allora, alle 18 le precipitazioni sono all'89%, quindi sono altissime. Invece se ti dico, che ne so, alle 9 di mattina, e allora è 12%. E allora fai attenzione, Alessà, perché pioverà nel pomeriggio peggiora. Quindi è una questione di orari. Diciamo 17, voglio vedere, ci saranno 7 gradi e ci sarà una percentuale di pioggia del 82%, umidità al 90% e vento più o meno a 5 km, nulla di che, quindi poi più vado avanti e più peggiora la situazione, quindi alle 19 sì, te lo devi portare l'ombrello per forza, perché sì, sì, ma comunque portati l'ombrello perché porta precipitazioni, quindi la temperatura sarà sui 7 gradi più o meno, quindi farà abbastanza freddo. Non è che quindi sicuramente qua stiamo giusto il doppio qua, quindi ragazzi, Lupus, avvocate, a uno c'è dato 80 anni, all'altro ha detto che addirittura. Sì, sì, ma è normale che si innescherà questa cosa alla fine. Sì, questo se è una massa d'aria calda, è una massa d'aria fredda. Guarda qua alle ore 22 come stiamo messi, stiamo messi proprio male a finale. Come ho detto io, qua ci vuole il canotto, ma Alessandro tu dici giro giro tondo? 79? Siamo la ragazza e la ragazza, ma la signora che ha 40 anni. O un'altra, non lo so. Ah, giro giro tondo, sì. Mi ricordo che c'ha il canale lì. Sì, Avvocatella ha fatto, quindi c'è il Lupus, c'è 80 anni, un signore di 80 anni, salute. Gli ha messo quasi il piede nella fossa, Avvocatella finale. Non è che ha detto è un signore anziano di 60 anni, sa? No, no, 80 anni. L'hai dato più per morte che per via. Esagerato proprio. C'è un signore anziano di 80 anni, proprio l'ha pure scritto, 80 anni. Hai fatto una figura. Alessandro tiene 90 anni ma si porta buono, hai visto? Allora ragazzi, io sono un ragazzino, allora io, per come sta la situazione, non lo. Io ho 43 anni, allora sono bambino. E chi dice 80, e chi dice 90, e chi 70, no. Allora io sono un bambino, ragazzi, rispetto a voi, 43 anni. No, Gloria, non è un tornado, però diciamo, hanno chiamato ciclone. Però un ciclone in effetti non è diciamo una brutta perturbazione, chiamiamola così, cioè dire tornado, uragano, l'hanno chiamato ciclone mediterraneo, però è un po' esagerato dire così. Esagerato, avvocato tiene 47 anni, tu la porta della cremazione, ma esagerato sempre tu, sembra una tragedia. Vabbè ragazzi, io vi dico la verità, io ho 43 anni, la testa più o meno sta a 18 anni ancora, quindi sono rimasta proprio giovane, con la testa proprio sono rimasta arretrato proprio. Quindi penso che non è una questione di età, ma di cervello proprio, quindi sto proprio, sono guaglione in capo, sì, tengo ancora la testa, diciamo,
a 18 anni, quindi anche se il corpo è 43enne, la testa è 20enne. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, domani fate massima attenzione, fate scorte, cibo, canotti, barca a vela, no, la barca a vela no, perché, perché a finale se la porta e venta, no, 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 pigliate uno yacht, una barca a remi, hai da che candele, subito che cosa ristrega, subito tu, eh. Ma tu ti immagini, avvocato, io nel corridoio, no? C'ho due specchi grandi. No, io c'ho 43, ma lo sapeva, Alessà. Riempie il canotto di mangiare. Questa è pure un'ottima idea. Tu ogni volta per sti candele, io ho due specchi grandi nel corridoio, non nel salone. Tu ti immagini se accendo due candele e ci mette vicine e poi chissà che cosa vedo nello specchio quando non ci sta la luce. Quindi lasciamo sta ste candele, perciò non le metto le candele io. Ma io ho paura proprio. Quindi domani sera, bravi, fantasmi, bravo, eh. Quindi è meglio non mettere mai le candele vicine agli specchi. Anche perché io ho due specchi dell'entrata molto grandi, no? E se metto le candele, quelle si vedono nello specchio. Se le metto sulla tavola si vedono. Se le metto sulla TV si vedono. Se le metto nel corridoio si vedono. E devo fare, o devo togliere gli specchi e non posso mettere le candele. Però gli specchi quelli stanno incollati vicino al muro, come li tolgo? Non è che stanno appoggiati, stanno incollanti. Sì, sì, una paura. Guarda, ti giuro. Sì, sì. Sì, cosa che fa Avvocatello? Avvocatello gli ha detto stasera fai una cosa, quando è maltempo, no? Prendi due candele alle 3:15 alla controora. Cioè il 31 dicembre, il 31 ottobre doveva farlo. Giuseppe, ma come c'è scritto? Poi doveva mettere l'esorcista e poi doveva chiudere la porta, accendere le candele e metterla vicina a degli specchi, cosa che non ha voluto fare. Non mi sta mai a sentire. Poi gli ho mandato su WhatsApp la filastrocca di Nightmare, giusto per concludere in serata, sai, l'argomento. Alessà, proprio l'argomento proprio quello là. Gli ho mandato quella di Freddy Krueger. Uno e due, viene per te. Secondo me quella canzone è rimasta nella storia. Anche perché il finale è proprio tragico, ragazzi. Il finale dice afferra il crocifisso e difenditi. Proprio questa parola qua proprio entra proprio nel cervello proprio. Diciamo la parte finale della filastrocca di Nightmare è quella che più ti terrorizza. Da bambino quella cosa mi terrorizzava a me. Sì, sì, perché guarda, trova su YouTube Filastrocca Nightmare, vedi la bambina che con la corda salta, un ragazzo apre la porta e questa ragazza incomincia a saltare come un film, sai, dell'horror poi alla fine. E poi nel finale, mentre di uno e due, Freddy viene per te, sai, questa. E poi nel finale dice, chiudi la porta, afferra il crocifisso e difenditi. Proprio una cosa da paura proprio. Cioè, così devo fare. Ho detto avvocato, afferra il crocifisso e difenditi. No, avvocatello muore di paura. No, oramai è abituato Avvocatella. Avvocatella mi manda dei video a volte che sono, dice, di paura. Ma io al finale, quando li vado a vedere, ho detto, questo se li vede mio nipote di 10 anni. Cioè, per farmi mettere paura di un video, devi andare dall'esorcista in poi, minimo. No, ma nemmeno no, a me ci vuole qualcosa di molto più possente, cioè un film così non va bene, ci vuole una cosa tipo Esorcista, Omen, Tenun, adesso è uscito un bel, unico indizio, finisci che i film, avvocato tu, è uscito un bel film ragazzi, Edi, guarda io già l'ho visto in streaming, bellissimo ragazzi. Ah, un altro film, avvocato, che ti consiglio proprio vivamente. Questo però lo devi fare come dico io, se no non va, avvocato, ogni volta ti do il consiglio e poi non lo fai. Sì, sì. A me, avvocatella, sta aggiornata.
Incarnate, trova su YouTube Incarnate. Bel film, non l'ho visto oggi pomeriggio. Esagerato, Lupus, ya. Incarnate, avvocato, fa paura veramente. Ma l'ho visto oggi, ti dico che fa paura. Ti dico, quando te lo dico io che fa paura, devi credermi. Lupus, e che fa? Se ne va via la luce e ti butti in mezzo alla strada. Allora da te non può fare un blackout che tu te ne vai in strada. Dici sì, io che fate qua? No, no, sono scesa. Ya. No, anche a me, guarda, il buio fa paura, guarda. Ma non fa paura nel senso delle persone, a me mi fa paura il senso dei fantasmi, queste cose qua. Mettimi contro... Oh, mettimi contro 100 persone, combatto, ma contro un fantasma no, che vuoi da me? Anche se mia mamma dice mettiti a paura, rivive, non rimuerta. Però che vuoi da me? Dico, ma no, i rivive non mi metto a paura, rimuerti sì. Quindi mia mamma sfata sempre la cosa, dice tu ti metti a paura, rivive, non rimuerti. Dico no, ma io sinceramente rivivo e non mi metto a paura. Ma un fantasma che ci posso fare? No, ma pure a me, adesso qualche volta ho visto qualche cosa di insolito, però mi fa paura, sono curioso e mi fa paura allo stesso tempo, però voglio dire io con due persone posso combattere, ma con un fantasma, ti faccio un esempio, no? Che ci fai? Come lo colpisco? A vuoto? O c'è la salute di ferro? Non ce l'hai, quello non ci fai nulla. E vabbè, Lupo, se non dormi stasera fai la veglia, come diciamo noi qua, l'immacolata. L'immacolata, diciamo, aspettiamo la mattina. Allora, avvocatella, dopo incarnate, guarda questo film e poi dice, tu non stai buono che a capo. Già lo so che me lo dici, quindi te lo dici, tu sei pazzo. Dopo cerca YouTube incarnate e ti renderai conto di che una specie di esorcista. No, io devo dire la verità, qua diciamo nel palazzo dove abito io, ragazzi, ci conosciamo tutti, quindi basta chiamare la signora di fronte, questo giù, tutti quanti siamo, diciamo, stiamo tranquilli al finale, quindi non è un problema. Che ci vai a dire? Signore, ci sta un fantasma in casa. Alla fine, ragazzi, io ci credo a queste cose, quindi però mi fanno lo stesso paura. Sette cose nere, sì, sì. Però, Lupus, dopo vai anche tu su YouTube. Sì, sì, ho visto prima Netflix, adesso io ce l'ho pure io. C'ho Team Vision e c'ho Netflix. Però trovate su YouTube incarnate, anche se non c'è il film completo perché sta in streaming, non sta né su Netflix o non mi ricordo bene. Devo vedere su Netflix se c'è. No, no, guarda, avvocato, ti devo far scaricare un programma che ti devo spiegare su WhatsApp e ti faccio vedere tutti i film che stanno in prima visione proprio. Però devi essere un pochino bravo col cellulare, niente di che. Ti devo mandare un programma dove vedi tutti i film che vuoi. Basta che segui un po' la cosa come devi fare e ti faccio vedere, no? Mm, E appunto non si bravo, però no, è facile, ti faccio vedere io quando come è facile farlo. Te lo spiego molto semplicemente al finale. E puoi andare a controllare tutti i film che stanno proprio in prima visione proprio. E io oggi lì l'ho visto, i streaming incarnate proprio da paura. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, quindi domani massima attenzione, perché a Sud Italia ragazzi le cose si mettono male. Quindi gommoni, barche a remi,
Ci sentiamo più tardi per un altro video, ragazzi, quindi buona serata a tutti. E raga, Lopus, so film vecchissimi, dai. Vabbè, un saluto ragazzi da Salerno e ci sentiamo dopo, dai.